Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina delle ore 19 di oggi, domenica 17 gennaio. Apriamo purtroppo con la cronaca. Una donna di 52 anni di Samarate, Erika Mosca, molto conosciuta in città per il suo impegno sociale e perché la sua famiglia è titolare di alcune farmacie da diversi decenni, e il suo compagno, il milanese Lorenzo Landenna, 56 anni, sono morti ieri sul Devero mentre praticavano sci d'alpinismo nella zona dell'Alpe del Crampiolo, sopra Baceno, nell'Ossola. L'allarme è scattato in serata quando i vicini di casa non hanno visto accendersi le luci della loro baita. Questa mattina il ritrovamento dei due corpi nei pressi del torrente sottostante un tratto particolarmente impervio. L'ipotesi quindi è che i due non siano riusciti a controllare i loro sci e siano rovinosamente caduti. Intanto si discute di sicurezza stradale a Legnano dopo l'incidente avvenuto sabato sera in Viale Sabotino. È costato la vita a un uomo di 37 anni. Il servizio con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Incidente mortale in Viale Sabotino a Legnano, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita dentro la sua Audi, finita cappottata alla curva che porta verso via Verbusto Arsizio. L'incidente è avvenuto attorno alle 22:30 di ieri, sabato 16 gennaio. Pare che l'automobilista abbia fatto tutto da solo. Nell'affrontare la curva ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. Sembra anche che l'uomo, un camionista moldavo residente a Legnano, non avesse allacciate le cinture di sicurezza e che sia morto sul colpo. Sul Sabotino, insieme alle pattuglie della polizia locale, sono arrivati gli equipaggi dell'automedica e della Croce Rossa, ma purtroppo per il 37enne non c'era più nulla da fare. Il corpo, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato coperto con un lenzuolo. Questa mattina la polizia locale ha nuovamente controllato la zona dell'incidente e qualcuno ha portato un mazzo di fiori. E ora la pagina Covid, primo giorno in zona rossa, quello di oggi per la Lombardia, in attesa che domani la regione impugni il provvedimento davanti al TAR. Intanto cala il numero dei tamponi effettuati rispetto a ieri, ma sale leggermente la percentuale dei nuovi positivi, che oggi si attesta al 6,3% contro il 6 netto di 24 ore fa. Su 25.000 tamponi esaminati in regione, infatti, i nuovi positivi sono stati 1.603. Di questi, solo 40 in provincia di Varese, per un giorno penultima nella sgraditissima graduatoria lombarda. Meglio solo Lodi con 22 casi. Milano invece è sempre in testa con 440 unità, di cui 167 nella metropoli. In leggero calo i decessi, da 78 a 65, e diminuiscono di appena 2 unità i ricoverati in terapia intensiva, ora 452 in tutta la Lombardia. E chiudiamo con lo sport. Nel calcio, dopo il pareggio di ieri in Serie C della Pro Patria 0-0 con l'Alessandria, questi i risultati delle nostre squadre impegnate oggi in Serie D. Varese Gozzano 0-1, Caronnese Legnano 5-3, Dertona Castellanzese 1-2. Ieri l'Arconatese nell'anticipo era stata sconfitta 2-1 a Sestri Levante. E mentre nel basket l'Open Job Metis è ferma per il Covid, nella pallavolo femminile in Serie 1 l'UIBA è impegnata in questi minuti sul parquet di Scandicci. In serata risultato e commenti sul nostro sito. E con questo è tutto, l'informazione di Prealpina torna domani alle 13. Buona serata!